Massimo, quando si parla di Sardegna uno la collega sempre mare e spiaggia, ma a Portocervo c'è un luogo che racconta il territorio oltre questo binomio. Parliamo di Insula Sardegna Quality World, che è il programma di marketing regionale promosso dalla Regione Sardegna, quindi dall'assessorato al turismo, artigianato e commercio, insieme al CIPNES, che è l'ente attuatore del programma. È una precisa mission, quella di andare al di là del noto, quindi al di là del mare, perché è una terra ricca di contenuti, ricca di storia, ricca di arte, di enogastronomia, quindi ha una profondità, e l'idea, il progetto Insula è proprio entrare e raccontare l'anima di questa terra. Sono 5 percorsi tematici, che sono i sentieri del turismo enogastronomico, i sentieri del turismo archeologico, i sentieri dell'arte e delle tradizioni popolari, del turismo lento e dei cammini religiosi e il turismo dello sport. Questo, diciamo, è il format attraverso il quale raccontiamo questa terra. Massimo, ma nella pratica come fate a promuovere questo racconto straordinario della Sardegna? L'azione è un'azione tecnica che si svolge in realtà all'interno di tutte le strutture ricettive che aderiscono al programma regionale Insula Sardegna Quality World. In che modo? In realtà noi portiamo queste pillole di Sardegna all'interno delle strutture, quindi raccontare l'anima più profonda di questa terra vuol dire scoprire questi tesori. Ecco, qui oggi noi abbiamo degli esempi di come la Sardegna è arte, tradizione e innovazione, quindi anche nella moda. Oggi abbiamo la stilista Sonia Flauto che ci racconta un po' stilisticamente quest'idea, quindi dall'artigianato al design. È tutto lavorato sul tema dei tessuti, delle ceramiche, con un connotato proiettato al design, quindi è artigianato artistico perché la nostra mission è raccontare i maestri artigiani di Sardegna, ma che si trasformano in design. Per esempio questa signora a mano Sì, Mercedes è uno dei nostri maestri artigiani, proprio è quell'idea dall'artigianato al design. Io Lei vado, perché voglio vedere. sta incidendo, vedi, in realtà ha una tecnica artigianale antichissima che è quella del graffite, no? E su quella tecnica artigianale però riproduce di qualcosa di assolutamente innovativo nel colore e nel disegno. Qui invece? Qui vediamo, vedi, altre Qui vedo del sughero. Sì, la lavorazione del sughero. Qui abbiamo... fa delle maschere. Ah, eccola qua. Bella questa. Praticamente, Massimo, uno viene qui, guarda gli stand, si incuriosisce e poi se li va a visitare sul territorio. Assolutamente sì. Diciamo che ogni prodotto racconta una parte di questa terra. Qui per esempio siamo nel oro rosso di Alghero, quindi è il corallo che l'artista Davide Simula elabora e trasforma in gioielli preziosi. Sembra è veramente un'opera d'arte questa. Stupendo. Qui abbiamo Caterina, che è l'artigiana che ci accompagna spesso per presentare l'arte proprio della pasta. Ecco, qui vediamo per esempio un prodotto di pasta ripiena iconico per la Sardegna, che è il culurgiones. E vedi come lei lo chiude a mano, cioè è chiuso a pizzico si chiama, no? Quindi è una lavorazione, vedi, particolarissima, che rende anche questo è un'opera d'arte, sul piatto, sì. Ma è un'opera d'arte. E qui abbiamo Fabrizio Crespi, il nostro chef, e oggi Fabrizio presenta i culurgiones, diciamo, in 3 varianti. Che sarebbero? I culurgiones classici sarebbero serviti con una salsa di pomodoro e basilico, un ripieno di patate con la menta, delle altre varianti, una fonduta di formaggio caprino col tartufo nero di Laconi, che è una delle nostre eccellenze. Dopodiché abbiamo una riduzione di gambero rosso e una piccola tartare di gambero che va servita in abbinamento. Beh, io direi di assaggiare a questo punto. Ci siamo, Fabio. Ed è arrivato, È arrivato il momento. Uno deve più fare. Assolutamente. Patate e pecorino. Mi è piaciuta? Non è la burrata. No, che basta, aspetta. No, stop. Adesso la rifacciamo. Tutti. La rifacciamo.